rinunciate per Walter. Allora, signor Germanotta, dica a suo fratello che non è più il caso che venga perché è rinunciato. Signor Presidente, mi scusi, io sono pronto poi quando la signoria vostra, siccome mi si diceva che i carabinieri avevano esigenze... Il signor Di Caro l'abbiamo sentito? Allora, il signor Di Caro, e poi... Certo, si accomoda, signor Di Caro, si siede. Si siede, sì, si siede. Di Caro Antonino? Di Caro Antonino. Vuole leggere la formula del giuramento? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere di quanto è a mia conoscenza. Sì, le sue generalità complete per il verbale, signor Di Caro. Nome, cognome, luogo, data di nascita e luogo di residenza. 14-12-1924 a Siracusa, via Tripoli 23. Risiede a Siracusa? Risiede a Siracusa. Procede l'avvocato Libera? Dove è nato? Signor Di Caro, buongiorno. Dove è nato? Siracusa mi pare ha detto il Nato a nato. Siracusa il 14-12-1924 e residente a Siracusa, via Tripoli. Signor Di Caro, sono qua, alla sua sinistra. Qua. Signor Di Caro, lei è nato e ha sempre vissuto a Siracusa. Di che cosa si occupa? Io faccio il commerciante, il fornitore di tutti i lieviti ospedalieri. Di che prodotti? Alimentari. Alimentari in genere, tutti, dall'acqua al sale. Va bene come microfono, Presidente, forse? Perfetto. Ok. Senta, signor De Caro, da quanto tempo svolge questa attività? Da bambino, quando avevo 8 anni, andavo alla scuola elementare, mentre le medie con l'abbonamento di mio padre, fino a oggi 72 anni. Complimenti per i 72 anni. Senta, conosce il signor Affio Fichera? Da tanto tempo. Da quanto tempo? Beh, lui era bambino, io conosco anche il padre, Pippo, quando avevano a Contrada Isola Sacramento il magazzino del pesce, e lui era piccolino. Parlo prima della guerra, del 40, cioè 46-47. Perfettamente. E vabbè, quando era bambino... Lui era piccolino praticamente. Piccolino. Poi è cresciuto? Cresciuto. E quindi ha avuto rapporti? Rapporti commerciali qua. Con lui perché mi dava del riso, legumi, normalmente legumi. La mia domanda, signor De Caro, era questa. Se mi descrive questi rapporti commerciali con Affio Fichera. Sempre. Sì, me li descrive, in che cosa consistevano? Mi dava, insomma, acquistavo risi, legumi, parte di olio quando io non l'avevo, pomodori pelati, e anche io gliele vendevo a lui. E che ben ricordo l'ultima volta, non mi ricordo se è il 90, 91, 92, dico una bugia dell'anno, non mi ricordo, che dovette andare, siccome acquista all'ingrosso nel napoletano dei pomodori pelati e della conserva, al che ci disse: Affio, vuoi venire con me così cattiamo assieme un po' di pomodori pelati? E lui mi disse: signor De Caro, se c'è la possibilità ci venga. Giusto appunto siamo partiti di sabato, però non ricordo l'anno, se era 90 o 91, gli dico una bugia che non ricordo bene. Al che sabato mi telefono: signor De Caro, dice, ci sta venendo magari ma pazzi e mi frate Enzo. Dico, e siamo stati ad Angri una giornata, non abbiamo acquistato, ho acquistato soltanto io 3.000 casse di pelati, poi mi sono arrivati e gliel'ho venduto 1.000 cattoni a loro, o 1.800, cioè con le fatture relative, fatture a pagamento e tutto normale. Sempre in rapporti buoni, commerciali, onesti e senza problemi. Senza problemi, grazie a Dio, tutto normale. Certamente. E ovviamente di questi rapporti commerciali c'è traccia nelle fatture. Una vita.
A parte la cordialità, perché ho capito che avevate rapporti umani e cordiali, da un punto di vista commerciale vi era puntualità nei pagamenti, vi era il rispetto delle scadenze? Educazione, rispetto e puntualità commerciale, al massimo di quanto siamo oggi, che siamo in un momento critico. Qualcuno le ha mai detto che Figueroa Alfi era un tipo arrogante, prepotente, violento, minaccioso? Lo esclude nella maniera più assoluta. Non ho domande. E Alfio era un piccinino, un ragazzino, non è una persona mai, da quanto mi risulta a me, poi se è fuori fase non mai. Non ho altre domande, Presidente. Avvocatessa Viscu. Domanda, signor Presidente. Pubblico Ministero? Sì, soltanto una. Lei ha parenti a Canicattì? No, mai, no. Di Caro, noi siamo di Caro, Canicattì è De Caro. Grazie. Può andare, signor De Caro. Grazie. Signor Presidente, mi scusi, Prego. la difesa di Fichiera Alfio fa riserva sinora di produrre, le chiedo scusa, avvocato Passarello, le chiedo scusa, solo un attimo. Signor Presidente, la difesa di Fichiera Alfio sinora fa riserva di produrre successivamente un'ampia documentazione che attiene e rimeggia lo svolgimento di attività lavorativa del Fichiera Alfio all'interno della ditta Fichiera Giuseppe SNC e perizie contabili e provvedimenti del Tribunale, misure di prevenzione di Catania che avevano sottoposto a sequestro la ditta perché sospettata che all'interno della stessa fossero stati investiti capitali di provenienza illecita, a supporto, voglio dire, delle testimonianze, a corredo delle testimonianze che oggi sono state introdotte. La ringrazio, signor Presidente. La lista dell'avvocato Passarello che io non ho, intanto chi sono presenti? Tutti? Sono presenti tutti? Vorrei se una copia del capitolato, avvocato, che non lo trovo qua. Se ne ha più di una copia. Oppure me la faccio fare. Presidente, posso una parola? Sì. Allora, per quanto riguarda la lista Pesti Fichiera, pare che si riprenda alle 3:30. Sì, signor Presidente. Se lei consente ci allontaniamo. E ritorniamo alle 3:30. Non ho capito, mi scusi avvocato, non ho seguito piuttosto. Per quanto riguarda la lista testi Sì. messa Sì. dichiarata, Sì. sono stati sentiti questa mattina alcuni testi. Sì. Nel pomeriggio verrà sentito, porteremo il dottor, perché non aveva disponibilità per questa mattina, il dottor Platanianardo, che è il direttore del mercato ittico di Catania. Sì. Qualche altro testo, signor Presidente, che rimane, perché abbiamo cercato di selezionare e di ridurre il più possibile, e credo un testo, al massimo 2, non hanno la disponibilità per il pomeriggio, dovrebbero venire martedì. Ma voglio dire, Sì, scusi, questo testimone a che ora potrebbe venire? Signor Presidente, in ripresa il direttore, se per i programmi della Corte si ritiene che nell'udienza pomeridiana, cioè nel pomeriggio non si tenga udienza, noi lo contattiamo e lo facciamo venire Ma martedì. io ora non glielo posso dire questo, Allora, signor Presidente, perché non so se andremo, non so intanto se andremo al pomeriggio, tuttavia, perché non so se nel frattempo verranno altri testimoni. Quindi se dovesse essere sospesa l'udienza pomeridiana vuol dire che lo contatterete Allora, più signor tardi. Presidente, io Ora mi no. trattengo, bene. visto che c'è questa incertezza, o per il pomeriggio oppure per martedì. Per martedì, va bene, Grazie. va bene. Allora, Ticli Luccio.
Vuole leggere la forma del giuramento, signor Ticli? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità, senza nascondere nulla di quella della mia conoscenza. Giannone Maria, il testimone è tutto inutile oggi. Giannone Maria. Sì. Le sue generalità complete per il verbale, signor Ticli. Le sue generalità complete per la verbalizzazione, nome, cognome, luogo, data di nascita, luogo di residenza. Allora, Ticli Lucio Salvatore, nato a Vienna, Svizzera, 8 settembre 1970. Presidente, Residente Intermestiere Etneo, via del Canalicchio 9. guardi, deve rispondere alle domande dell'avvocato Passarello che è alla sua sinistra, in prima fila. La signora ufficiale giudiziaria me la chiamate? L'ufficialessa. Signor Ticli, ho appena sentito che lei risiede tuttora in via del Canalicchio 9. Sì. Senta, nel suo stesso pianerottolo vi è ubicato un altro appartamento? Altri due. Altri due. E sa riferirne i proprietari o comunque le persone che vi abitano? Uno è vuoto e uno c'è una donna. Sì, senta, il nome di Leanza Michelangelo le dice qualcosa? Sì, Cosa le dice? era quello. Fino a qualche anno fa abitava alla porta accanto. Si aggiusta il microfono, signor Ticli, si aggiusta il microfono. Se lo aggiusta, anziché spostarsi in continuazione, lei si tiri il microfono verso... No, lascia. Allora, mi diceva quindi il signor Leanza chi era? Fino a qualche anno fa abitava proprio alla porta accanto dove abito io. Senta, lei ricorda che un giorno del gennaio del 94 i carabinieri fecero una irruzione in questo appartamento? Quando? Non lo ricordo, però sì, c'è stato. Ricorda che c'è stato? Sì, non mi ricordo quando. Lei era a casa? Io, mia madre... Eravate a casa? Sì, però abbiamo sentito rumore, ma non nient'altro. Senta, in quel periodo il Leanza abitava l'appartamento, quindi lei ha detto? In quel periodo penso di sì ancora. Non ricordo preciso quando se n'è andato. In quel periodo penso che ancora abitava lì. Lei lo vide il giorno dell'arresto? No. Ricorda di non averlo visto? No. Senta, e nei giorni precedenti lei aveva visto Leanza nell'appartamento? Nell'appartamento? Cioè, abitava lì, quindi capitava nel complesso, sì. Però quando non lo so. Lei ha reso delle dichiarazioni al nucleo operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri, riferendo agli stessi ha riferito di non vedere il predetto Leanza Michelangelo dalla mattinata del giorno 20 gennaio del 94, che sarebbe, se mal non ricordo, il giorno... Mi scusi un attimo. Lo stesso giorno in cui avvenne l'irruzione. Lei ricorda di aver riferito questa circostanza ai carabinieri? Sì, perché se non ricordo male sono venuti o il giorno dopo, 2 o 3 giorni dopo. Sì. E non l'avevo visto. Come? Non l'avevo visto il giorno, quando avevo sentito tutto quel rumore dell'arresto, non l'avevo visto. Sì, lei ha detto che lo aveva visto il giorno precedente, però non lo vedeva dal giorno precedente. Dico, lei ricorda di avere... Guardi, le cose precise non me lo ricordo. Sì, signor Presidente, allora questo comunque vale come contestazione nei confronti del teste. Dico, Il comunque, verbale qual è? Sì, è un verbale del 22 gennaio 94, ore 9. Sì, ricordo sono dei carabinieri, ero solo a casa quel giorno. Sì. E mi hanno fatto domande relative se l'avevo visto, però cosa gli ho risposto non mi ricordo. Non mi ricordo il giorno preciso quando ho visto il signor Leanza oppure no. Dico, comunque in quei giorni il Leanza, anche che lei non l'aveva visto il giorno,
fino a qualche giorno prima dell'eruzione abitava lì, quindi se uscivo io lui tornava, non lo so, come si vedono in altri condomini, sì. Ho capito. Va bene, grazie, non ho altre domande. Pubblico ministero, domande? Può andare, signor Tica. Il tenente Scardecchia? Sì, capitano, nel frattempo. Capitano. Si accomodi. Capitano dei Carabinieri? Sì, Scardecchia? Scardecchia Daniele, in In servizio. servizio presso il reparto operativo dei Carabinieri di Catania. Vuole leggere la forma del giuramento, capitano? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Avvocato, può procedere. Avvocato Passarello, alla sua sinistra. Sì, grazie Presidente. Signor Capitano, lei il 20 gennaio del 94 ha partecipato all'operazione che portò all'arresto di Iannone Maria e Pappalardo Salvatore? Sì, Lei, vi ha partecipato personalmente, cioè ha fatto accesso nell'immobile nel quale si trovava la Iannone? sì, Può dirmi grosso modo che ore erano? ma saranno state le 12:30. Chi venne ad aprire all'appartamento? Chi venne ad aprire alla porta? Venne ad aprire la porta proprio la Iannone. La Iannone? Sì. Come vi siete annunciati? Carabinieri, ci siamo annunciati in questa maniera: aprite Carabinieri. Suonando il campanello? Certo, Vi fu aperto dalla Iannone, dalla signora dico. sì, dopo, Sì. non subito però. Non subito. Non subito. Dopo quanto? Dico, dopo qualche istante? Ma sarà passato un qualche minuto, ma non dopo qualche istante, lo ricordo bene perché dopo, oltre a suonare, battemmo Dopo qualche minuto? Sì, 1 minuto e mezzo, 2. No? Senta, chi vi era nell'appartamento oltre la signora? Nell'appartamento trovammo il Pappalardo Salvatore e poi c'erano anche 2 bambini. 2 bambini? Sì, Erano 2 maschietti, 2 femminucce? sinceramente non lo ricordo. Comunque ricordo 2 bambini, ma sinceramente non ricordo se erano 2 maschi o 2 femmine. E ricorda se erano i figli, se poi accertaste che erano i figli della signora Iannone? Sì, dovevano essere figli della signora Iannone. Sì, senta, il Pappalardo invece dov'era? Il Pappalardo mi ricordo che si trovava in cucina. In cucina? Sì. Sì. L'appartamento di quanti vani è? Io ricordo che appena si apriva la porta sulla sinistra c'era un corridoio alla fine del quale c'era un bagno e poi sulla destra, una delle ultime stanze sulla destra era costituita proprio dalla cucina dove fu trovato il Pappalardo. La camera da letto invece era sempre sul corridoio, però a destra rispetto alla porta d'ingresso. Ho capito, quindi se mal non ho compreso, oltre la cucina vi era un altro vano solamente, cioè una camera da letto, più l'ingresso e il corridoio e i servizi ovviamente. E i servizi igienici. Ho capito. Il Pappalardo si trovava in cucina? Sì. Senta, in che abbigliamento era il Pappalardo? Vestiva dei pantaloncini corti e anche delle ciabatte. Senza pedalini, questo è un particolare che ricordo. Come? Senza calzini, pantaloncini corti, ciabatte senza calzini e una maglietta a maniche corte. E aveva soprabiti vicino? No, anche perché trovandosi in cucina
Non avete notato, dico, se vicino vi era un soprabito del Pappalardo? No, io ricordo che in quella cucina c'era il Pappalardo che si trova in questi abiti, diciamo, se così vogliamo dire, dimessi, Sì. ma non ricordo la presenza di nessun soprabito. No? Ho capito. E avete controllato l'abbigliamento che vi era nella casa? Sì, l'abbiamo controllato e c'erano degli indumenti e da uomo e da donna sui quali però io non posso dire se appartenessero o alla Iannone oppure al Pappalardo. La signora vi disse se gli stessi appartenevano a un certo Leanza? Ma la signora ci disse che quello era l'appartamento di tale Leanza Michelangelo. Sì. Però per gli abiti non mi ricordo, non mi sembra che abbia detto nient'altro. Avete notato la presenza nei paraggi sotto l'appartamento o nello stesso di familiari del Pappalardo? Familiari del Pappalardo, l'arrestato, lei sta parlando, vero? Sì. No. No. Familiari del Pappalardo? Sì. No. Ma avete svolto un controllo in tal senso? Se c'erano familiari del Pappalardo... Se c'era qualcuno che aspettasse il Pappalardo? Noi quando arrivammo ovviamente cinturammo l'intero edificio. Sì. Identificammo alcune persone che erano lì sotto, ma non c'erano familiari del Pappalardo. O meglio, non fu identificato nessuno che risultasse... Senta, l'operazione da cosa scaturì? Scaturì da un'indicazione di natura confidenziale. Non avete fatto un'altra operazione nelle stesse circostanze? Che lei ricordi? Un'altra operazione in che periodo, in che tempo? Nello stesso tempo, nella stessa giornata, nella stessa mattinata. No, guarda, dopo l'arresto del Pappalardo e della Iannone noi ovviamente facemmo degli accertamenti sull'affittuario, o meglio su chi aveva la disponibilità dell'appartamento dove furono trovati i due soggetti che furono tratti in arresto. Questi furono gli accertamenti che noi facemmo e che ci permisero di identificare chi aveva la materiale, la disponibilità dell'appartamento, vale a dire Leanza Michelangelo, e ci permisero anche di stabilire che questo signore, Leanza Michelangelo, era di fatto irreperibile, si era reso irreperibile. Stiamo parlando della stessa giornata, avvocato, vero? Lei mi ha detto che era stata fatta un'operazione nella stessa giornata, questo no? Presidente, non ho altro io. Pubblico Ministero, domande? Sì. Come fa a dirci, capitano, che il Leanza si era reso irreperibile? Dove l'avete cercato? Innanzitutto c'era da dire questo: quell'appartamento, da alcune informazioni che avevamo assunto, tra l'altro anche dai vicini di casa, era nella disponibilità del Leanza, vale a dire che lui di fatto, almeno a quanto ci avevano riferito, abitava lì. In secondo luogo, dopo riuscimmo anche a sapere che questo signore lavorava presso il negozio di abbigliamenti Calabrò, che si trova nella via Crispi, a poco distante dai locali della pretura circondariale. Quindi facemmo delle ricerche anche sul posto di lavoro e mi ricordo che sul posto di lavoro ci fu indicato anche che il signor Leanza aveva una relazione sentimentale con una donna che lavorava presso un negozio di abbigliamento femminile, Elmè, chiamato Elmè, che si dovrebbe trovare alla via 20 settembre. Noi anche cercammo anche la donna, ma questa qui in pratica disse che non vedeva il suo compagno già da diverso tempo.
Dopo ricordo che nonostante ripetemmo gli accertamenti finalizzati all'individuazione dell'Eanza che diedero esito negativo, fino a quando qualche tempo dopo, diverso tempo dopo, il signor Leanza non si presentò presso la caserma accompagnato dal suo legale di fiducia. E dopo, tra l'altro, fu anche tratto in arresto perché su mandato su un'ordinanza di custodia cautelare per favoreggiamento. Comunque lì è stato irreperibile per noi per più di una settimana. Ricorda la signora Iannone come era vestita al momento dell'irruzione? La signora Iannone come era vestita? Ricordo, precisamente non lo ricordo, però posso dire che non era vestita, diciamo, in abiti dimessi, così come il Pappalardo, che si trovava in pantaloncini corti e in ciabatte senza calzini. E sul numero delle stanze da letto c'era... Io ricordo con precisione una stanza da letto. Ha già risposto, Presidente, però mi scusi. Io sono in sede di contraesame, avvocato. Quante volte lei ha rifatto domande? Può ripetere la domanda? Posso rispondere? Sì, sì. Io ricordo esattamente una stanza da letto con letto matrimoniale e poi la cucina. Io però non posso escludere in questo momento che ci fosse anche più di una stanza. Ecco, i bambini dove li avete trovati? I bambini si trovavano nel corridoio, nei pressi della cucina, vale a dire a sinistra rispetto alla porta d'ingresso. Erano lì, si vede, nei pressi della mamma. Non ci sono domande. Possiamo licenziare il testo? Sì, Presidente, per me sì. Può andare, signor Capitano. Buongiorno. Il tenente... Presidente, mi scusi, mi dà solo una... sospende solo... No, può andare, Capitano, signor Capitano. Sospende solo un attimo, Presidente. Sì. Grazie. Buonasera, Capitano. Presidente, in occasione di questa sospensione posso pronunziarmi io per poter far citare un po' dei miei testimoni che possono venire qui a mia discolpa? Lei può farli citare, si mette d'accordo col suo difensore e presenta la richiesta per la seconda tornata e deve indicare sulle circostanze sulle quali ecco, deve c'è una essere seconda sentito. tornata. C'è una seconda tornata. Come dice? Dico, ancora c'è il tempo. Non sono affari termini. C'è alla fine di questa attività che stiamo facendo, noi sospenderemo il processo per una settimana. Sì. In modo che vi potete organizzare per le ulteriori richieste istruttorie. Sì. Va bene? La ringrazio, sa perché? Perché giustamente io... Va bene, dopo ne parlo lì con... La ringrazio, Presidente, grazie. Possiamo procedere con il Presidente, tenente se è possibile, se è Nerone. presente, io desidererei il carabiniere Caputo Ivo. Il carabiniere Caputo c'è? Sì. Allora, il carabiniere Caputo. Si accomodi, buongiorno. Si siede. Lei è il carabiniere Caputo? Sì. Ivo? Sì. E dove è in servizio? Dove presta Piazza servizio? Giovanni Verga al nucleo operativo. Vuole leggere la forma del giuramento? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia disposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a scordare nulla di quanto a mia conseguenza. Conoscenza. Risponda alle domande che le rivolgerà prima l'avvocato Passarello e dopo eventualmente il pubblico ministero. Lei ha partecipato il 20 gennaio 94 all'operazione che portò all'arresto di tale signora Iannone e di tal signor Pappalardo Salvatore? Sì.
Ha fatto lei materialmente accesso nell'appartamento? Sì. E come vi siete annunziati? Ci siamo qualificati come carabinieri. Suonando il campanello? Sì, sì. Vi fu aperto? Sì. Chi aprì? La signora Iannone. In che abbigliamento si trovava? Non ricordo. Non ricorda? No. Chi c'era nell'appartamento? La signora Iannone con il Pappalardo. Pappalardo dove si trovava? In cucina. In cucina? Sì, seduto al tavolo della cucina. Vi erano dei ragazzi anche? Sì, mi sembra 2 bambini, sì. 2 bambini. Sì. Ricorda l'abbigliamento del Pappalardo? Sì, l'abbigliamento del Pappalardo lo ricordo, aveva un paio di pantaloncini, una maglietta e un paio di sandali senza calzini. Paio di? Sandali. Sì. Avete notato altro abbigliamento in giro per la casa? Che mi ricordo, no. Non mi ricordo. Abbigliamento di che genere? Maschile, femminile? Maschile, femminile, appunto. Non ricordo proprio. E senta, l'appartamento com'è formato? Quanti vani ha? Sempre che era 4 vani. Sì, composto dico da che tipo di stanze? La cucina, la stanza da letto e altre 2 stanze, che una stanza da pranzo. Ora a distanza di tempo non riesco a focalizzare bene. Il Pappalardo era in cucina, ricorda bene, o nella stanza da pranzo? Era in cucina, seduto al tavolo della cucina. Però appena siamo entrati, appena sono entrato io nella stanza, l'ho trovato lì seduto al tavolo della cucina. Poi non so se prima che noi bussavamo alla porta e il signore era da qualche altro posto, non lo so. Non ho altro per il momento, Presidente. Pubblico Ministero, domande? Sì, è passato del tempo dal momento in cui avete bussato al momento dell'apertura? Sì, un po' di tempo è passato. Quanto tempo? Almeno 2-3 minuti per aprire la porta sono passati. Non ci sono altre domande. Può andare. Grazie. Chi introduciamo, avvocato? Tenente Merone. Tenente Merone. Si accomodi. Tenente dei Carabinieri? Sì, capitano Francesco Merone, Capitano. operativo Piazza Giovanni Verga, Catania. Sì. Legga la forma del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Dato Passarello può procedere. Sì, grazie Presidente. Capitano, lei ha partecipato all'operazione del gennaio 94 che portò all'arresto della signora Iannone Maria e Pappalardo Salvatore? Sì. Lei materialmente fece accesso nell'appartamento assieme agli altri militari? Sì, sì. Ricorda chi c'era con lei? C'erano 2 bambini e poi... No, chi c'era con lei? Quanti eravate? Ma eravamo in 5 o 6, 5 o 6? Sì. Diceva chi trovò nell'appartamento, chi trovaste nell'appartamento? C'era la signora Iannone, 2 bambini e Pappalardo Salvatore. Entrando a sinistra c'era la cucina dove c'era il Pappalardo Salvatore seduto e 2 bambini che erano nel corridoio lì. La signora che è venuta ad aprirci. La signora? È venuta ad aprire la porta. Sì. E l'abbigliamento di tutti questi soggetti qual era? Ma la signora era vestita in maniera normale, con abbigliamento intimo, mentre il Pappalardo era seduto vestito con dei pantaloncini, una magliettina di colore bianco a mezze maniche e delle ciabatte senza calze. Era seduto lì sul tavolo, vicino al tavolo. E i ragazzini dove si trovavano? Ma erano nei pressi del corridoio lì che camminavano, forse erano venuti dietro alla madre.
Non ho altro, Presidente. Pubblico Ministero? Sì, Capitano, innanzitutto avete accertato che se esisteva un rapporto tra la Iannone e un collaboratore di giustizia? Sì, il Ministro era coniugata con Claudio Severino Samperi. Avete fatto accertamenti per individuare colui che aveva preso in affitto l'appartamento? Certo, furono fatti subito nell'immediatezza. E da questi Siamo accertamenti risaliti al proprietario, o meglio all'affittuario, che era Leanza Michelangelo. avete cercato Leanza? Sì, subito, perché sapevamo che lavorava presso il negozio di Calabrò che si trova in via Francesco Crispi, nei pressi della Pretura. Ci siamo recati subito sul posto, abbiamo contattato il titolare, il quale aveva detto che quel giorno non si era presentato il Leanza. E in più ci aveva fornito alcuni elementi dicendo che macchina aveva, che motorino aveva. E dopo quanto tempo l'avete trovato o si è presentato? No, dopo un po' di tempo si presentò, comunque non nell'immediatezza, si presentò col suo difensore di fiducia, ma dopo diversi giorni, non subito. Non ci sono altre domande, Presidente. Possiamo licenziare il test? Può andare, signor Capitano. Presso? Presidente, il resto rinuncia il difensore. Sì, allora può licenziare gli altri testi della lista dell'avvocato Passarello, il brigadiere Ponzio, il brigadiere Macchi, l'appuntato Meraviglia, l'appuntato Lipera e l'appuntato Lipari e l'appuntato Bruno. Ci sono altri? Gli avvocati presenti in aula hanno testimoni, il loro testimone è l'avvocato Russo. Io lo sto aspettando ancora, perché gli ho detto verso le 2:15, come eravamo rimasti con lei. Se lei va nel pomeriggio posso tornare nel pomeriggio. Scusi, non ho capito, avvocato. Se l'udienza prosegue nel pomeriggio, appena arriva alle 2 lo posso fare venire. Appena arrivano? Se l'udienza prosegue nel pomeriggio, io appena arriva gli dico di essere il primo del pomeriggio. Chi è avvocato? Il mio testimone. L'udienza è finita, non ci sono più. A che ora arriva? Io avevo detto alle 2, Presidente. Noi possiamo arrivare alle 2, avvocato, al pomeriggio no. Aspettiamo sino alle 14, intanto aspettiamo un momento l'ufficiale giudiziario e poi sentiamo c'era da raccogliere le dichiarazioni. Non c'è più nessuno. Allora, l'imputato... No, un momento, l'imputato? Divenuto mi pare. Allora la scorta se mi può accompagnare qui Divenuto. E poi il collegamento con l'ultima cella a destra. Devo fare una dichiarazione spontanea, sono Pappalardo. Va bene. Se è possibile ora, Pappalardo. Va bene. Allora, prima Divenuto e poi Pappalardo. Passarello, lei sa per quanto riguarda il direttore del mercato ittico a che ora sarebbe venuto? Dove c'era il direttore del mercato? Sì, è un test dell'avvocatessa Viscuso, ma non ho capito, Presidente, credo di aver capito nelle prime ore del pomeriggio, tranne che la Corte non disponesse l'udienza pomeridiana e allora forse i difensori... Dico per le 14, va? No, per le 14 no, certamente, no. Ho capito, sì. Si accomodi, è divenuto. Può parlare. Volevo dire che cosa ci faccio qui in questo processo se non c'è nessuno che mi accusa e nessuno che parla di me, questo so. Speriamo di poterlo stabilire molto presto, signor Divenuto. Può andare. E l'altro chi era? Il signor Pappalardo. Il signor Pappalardo ha la parola.
Signor Presidente, io volevo chiarire questa situazione. Sono venuti ora i carabinieri a testimoniare che mi hanno trovato con i pantaloncini dove io mi trovavo là. Intanto la signora Iannone Maria è la cugina di mia moglie e precisamente sono figli di 2 fratelli, perciò diciamo è una parente mia. Io non ho nessun rapporto diciamo di altro genere, di come fosse, lo volevo smentire allora quando i giornali ne hanno parlato un pochettino, non lo so, con il pigiama, con le pantofole. Io ero vestito di tutto appunto come sono ora e avevo il giubbotto sul tavolo della stanza da pranzo, non nella cucina, perché il tavolo si trovava nella stanza da pranzo. La cucina, almeno come mi ricordo, era presso, perciò non possono dire che è la cucina dove io mi trovavo. E mi dispiace purtroppo perché giustamente i carabinieri sono i carabinieri, se dicono così possibilmente magari mi dovrei sbagliare io, però io ero vestito con le scarpe, era il 20 gennaio, faceva un po' freddo, non lo so se potevi stare con i pantaloncini. Io la sera mi corro anche con le calze fino a ora, che è l'estate, che è in estate, mi corro con le calze, perciò non lo so, è una valutazione, non lo so, non si può valutare così in 2 parole, diciamo queste cose. Però dovevo smentire questo fatto, che la signora è la cugina di mia moglie, io mi vergognerei, diciamo, di avere un rapporto con la signora, oltretutto che è mia cugina, cioè di mia moglie, non proprio mia, però diciamo mia moglie, non penso che sentendo una cosa di questa, diciamo, senza un'affermazione, una cosa, se c'era qualcuno presente che non lo so, con questa signora io avevo a che fare qualcosa, diciamo, di come vogliono dire, non lo so, mi resta, non lo so, mi resta un amaro, perché non so come vorrei dire, diciamo, che la signora è una signora per bene, non è una signora che fino a proprio il contrario, la donna ce l'aveva suo marito, non ce l'aveva la signora, cioè fino a oggi. Questo qua, volevo dire questo qua. E poi mi trovavo io vestito, i bambini lo sanno, lo possono testimoniare i bambini, cioè, se c'erano i bambini presenti lo possono dire se io ero vestito o meno, ma io le giuro che io ero vestito, lo dico al pubblico ministero che mi sente, ero vestito, non potevo essere mai con i pantaloncini e con le ciabatte, anche perché io là mi trovavo là per caso, non è casa mia là. Volevo dire solo questo, volevo chiedere questa cosa. No. La tenevamo ostaggio? Confessi che chiediamo l'iscrizione. Se c'è qualche dubbio, lo posso dire. No, questo in sede di interrogatorio poi se ne parla, per ora lei verbalizziamo la sua dichiarazione. Io le posso assicurare che io abbiamo verbalizzato questo rapporto tramite la cugina di mia moglie. Bene. Lo posso giurare. Bene. Grazie. Si può accomodare, sì. Grazie. Allora sospendiamo sino alle 14. Alle 14 vediamo se c'è questo testimone, se no lo porterete alle udienze successive. Scusa, la Corte quindi non ha in programma un'udienza pomeridiana? Questo per oggi no, a meno che se lei ha citato testimoni per l'udienza pomeridiana sì, avvocatessa, noi riprendiamo, ma se non... Sì. Per l'udienza pomeridiana, visto che stamattina il direttore del mercato ittico non era disponibile, avevamo detto che poteva venire nel pomeriggio, però soltanto per un test. Visto che la difesa non ha ultimato perché ne rimane qualche altro, credo soltanto uno, noi li accorperemo per ragioni di economia e portiamo tutte e 2 martedì prossimo. Per un test
Va bene, sono d'accordo con lei. Se non c'è altro in programma aspettiamo sino alle 14 se arriva il testimone dell'avvocato Russo, altrimenti rinviamo direttamente a martedì prossimo. Grazie. Quindi o viene quello delle due. Non c'è bisogno di formalità, rinviamo a verbale l'udienza alla 18, martedì 18, per proseguire con le discussioni dei testimoni della difesa. Sui tempi mi pare che ci siamo intesi tutti quanti, cioè alla settimana prossima, entro venerdì, debbono essere esclusi tutti i testimoni delle liste e chi non c'è per venerdì prossimo, poi ci saranno problemi per un eventuale recupero. Va bene? Presidente, allora lo posso fare venire venerdì prossimo perché domani si sposa, quindi partirà qualche giorno. Scusi, Va bene, avvocato, ho capito. il mio discorso è quello di sollecitare Va bene. la maggior parte dei testimoni per martedì, Va non bene. per venerdì. Va bene. E allora, signori, buongiorno.